e ad altre considerazioni ovviamente dirà il nostro presidente dell'associazione, professor Scanagata. Prego. Io ho un compito di quelli come al solito complicati per colpa degli amici qua mi stanno intorno, che è quello di fare in 10 minuti e un quarto d'ora 2 o 3 volumi di ragionamenti, anzi 3-4 volumi di ragionamenti che partono dall'inizio del Novecento e forse arriveranno ai nostri giorni. In realtà è molto più semplice il ragionamento perché un po' è stato anche anticipato. Noi ci troviamo in una situazione in cui cominciamo dal più macroscopico dei ragionamenti. Il Veneto non è più una regione, ma è una grande città. È una megalopoli di 5 milioni di abitanti. Come voi sapete, la dimensione delle megalopoli internazionali ormai è sui 5 milioni di abitanti minimo, poi arriviamo anche ai 30 milioni, ma la struttura, la Boston area, non la città, la Boston area sono 5 milioni di abitanti, gli esempi ve li potete fare da soli. Non abbiamo la mentalità di essere una grande città, abbiamo una mentalità condizionata dagli stereotipi che ci hanno costruiti addosso e contro. Pensate al discorso che storicamente noi saremmo le Venezie, ma se ti danno 2 regioni a statuto speciale, una per parte, ti comprimono immediatamente a far finta di non essere una megalopoli. Subito, perché te la comprimono geograficamente. Allora, cominciamo da un discorso serio. Siamo una grande città e una grande città non può che essere governata, altrimenti io assisto con orrore in questi giorni che il governo di queste città si preoccupa solo di dove sistemare una persona. Una, neanche tante, una. Ed è tutto bloccato su questo. Se leggete i giornali ve ne rendete conto immediatamente. Allora fare la guerra contro questo tipo di situazione non è semplice perché deriva da tanti elementi storici che abbiamo vissuto. Allora, un ragionamento da fare subito intanto è che il problema delle grandi città dipende da chi decide che cosa, ma non solo le grandi città, anche i piccoli paesi. Il sistema delle scelte è andato in crisi totalmente e con le attuali strutture di rappresentanza politica, leggi il maggioritario, non è più possibile avere rappresentazioni e a decidere e a rendere visibile chi decide che cosa. L'autonomia è un esempio di quelli classici. 20 anni che si parla di autonomia e 20 anni che si finge di parlare di autonomia, con grande, tra l'altro, disagio anche dei miei colleghi intellettuali, cioè quelli che hanno scritto fisicamente le leggi sull'autonomia si sono trovati con un pugno di mosca dal punto di vista tecnico, cioè con una struttura legislativa che non funziona e non può funzionare, non è quella che era stata promessa e non è quella che è stata portata. Quindi di fronte a questo fallimento sulla struttura delle scelte c'è il fallimento della struttura delle rappresentazioni, delle rappresentanze degli interessi. Noi col maggioritario abbiamo sostanzialmente spostato su Roma, sulla centralità dello Stato, le decisioni e uno Stato che purtroppo non prende grandi decisioni. Voi sapete che il 70%, 80% delle regolamentazioni italiane sono decise e conseguenze delle decisioni che si prendono a Bruxelles. A Bruxelles sono prese da un comitato che non è eletto, ma che sì e no che risponde a grandi linee a una maggioranza del Parlamento eletto, ma che non dipende dal voto del Parlamento eletto. Quindi noi siamo in un regime che non è più democratico, anche formalmente non è più democratico. Per reagire a questo il nostro gruppo si è posto alcuni paletti. Primo paletto,
Noi siamo una grande città e dobbiamo dimostrare al resto del paese che si può governare correttamente la popolazione, i suoi bisogni, rappresentarli correttamente e portarli correttamente nei luoghi in cui ci sono le decisioni superiori a quelle locali. Come si fa a fare questo? Può sembrare un'utopia, un sogno, ma in realtà è più semplice di quello che sembra, perché bisogna spostare in basso i luoghi delle decisioni, in modo che in basso si prendano delle decisioni, degli indirizzi, dei percorsi da fare e che questi ci sia una struttura, in questo caso un partito, perché non può essere un movimento che ha sempre una durata relativamente stabile. Deve essere una struttura di partito, come prevede la Costituzione e come prevedono tutti i sistemi democratici del mondo laddove c'è democrazia. Allora, questa esigenza di spostare in basso le decisioni è quella che mette in crisi, come sapete molto meglio di me, i sindaci, i comuni e i singoli luoghi dove la gente vive a più diretto contatto con le scelte che vengono fatte. Perché? Perché le scelte che vengono indicate dal territorio non possono essere rappresentate verticalmente verso l'altro. Allora il primo obiettivo nostro è che le scelte si facciano localmente, che diventino esplicite e che siano realizzabili ed esportabili verso l'altro. E qui nasce subito un problema. Come si fa? La risposta che noi stiamo dando è che questo è possibile solo con un sistema di partito regionale federativo. Parleremo con tutti quegli altri che hanno qualcosa di simile, analogo, a parlare con noi, ma un partito che abbia una dimensione più vicina alla gente dei partiti nazionali o tanto meglio quelli europei ovviamente. Bisogna che sia un partito che sia fatto dalle decisioni di coloro che sono sul territorio. Quindi per noi la priorità sono i sindaci, che sono i migliori rappresentanti di una vicinanza col territorio, che sono in trincea dalla mattina alla sera, come voi sapete meglio di me. A questo punto all'interno del partito ci deve essere qualche regola. E una regola fondamentale in questo momento è che non deve essere un partito con grande capo che decide per tutti. Come si fa a non avere un partito con grande capo che decide per tutti? Si fa un partito democratico. E il partito è democratico solo se c'è un contraddittorio tra opinioni diverse. Non può essere un partito democratico se tutti la devono pensare nello stesso modo, perché come sapete questo principio unitario, univoco di condivisione delle decisioni è un sistema antidemocratico che abbiamo vissuto un po' malamente ai tempi del fascismo, ma che se ci torna adesso che abbiamo anche quell'esperienza lì alle spalle, non è proprio tanto gradevole e gradito. E vi sfido a trovare decisioni che prevedono contraddittorio fra opinioni diverse all'interno dei partiti nazionali attuali, che abbiano una considerazione, come si diceva a scuola, tra una tesi, un'antitesi e una sintesi. Le sintesi sono quelle della parola del capo, che non è però una sintesi, è un'altra cosa. Allora noi invece vogliamo fare una casa comune, una casa in cui ci siano persone di un'opinione, persone di un'altra, che si confrontano in un congresso e che finiscono per fare una scelta, una volta da una parte, una volta dall'altra, però dove le minoranze rappresentino un'alternativa, non un silenzio e il non parlare, è il non avere un programma. E quindi abbiamo anche fatto uno sforzo per avere un primo programma operativo. Per esempio il discorso dei trasporti nord-sud è stato un po' sofferto magari come scelta, però è chiaro che se noi abbiamo solo un asse est-ovest dipendiamo dagli altri. Se abbiamo anche un asse nord-sud per le merci, per le persone, per tutto, rendiamo realistico ciò che già esiste, cioè che noi siamo una regione e uno stato e una città quindi in grado di dimostrare ciò che è utile anche per il resto del paese. Quindi la vera scommessa nostra
è di dimostrare che è possibile essere democratici facendo scelte regionali di tipo democratico, derivanti da dialoghi legati al territorio, e non con la struttura del maggioritario che prevede che chi vince le elezioni poi è capo e gli altri zitti, o quasi. Insomma, mi pare più zitti che parlanti, comunque, mi sembrano un po' muti gli altri. Detto questo, voi capite che il tema della qualità della vita del territorio diventa essenziale. Voi non avete forse idea di cosa pensano a livello internazionale persone che visitano la nostra città Veneto. Qui trovano una città ricca di ponti, ricca di arte, ricca di turismo possibile, ricca di qualità della vita. Questo dono che noi abbiamo dalla nostra storia, dalla nostra abitudine e dalla nostra laboriosità fa sì che noi siamo tra i migliori produttori anche economicamente in Europa. E quindi abbiamo la responsabilità di articolare ciò che ci ha fatto diventare così importanti anche agli occhi degli altri. Dobbiamo prendere coscienza di questa nostra capacità. Io vorrei essere ancora brevissimo, ma il fatto di essere una delle aree dell'Europa più produttive dal punto di vista manifatturiero non è una cosa che è venuta da una benedizione divina o dalle leggi statali l'economia del Veneto, come sapete, è sopravvissuta a guerre, a distruzioni, a catastrofi economiche, a sparizione di banche piene di soldi. Cioè, il Veneto è stato sempre resiliente e noi abbiamo il dovere morale di ritrovare dentro la nostra storia, i nostri principi molto legati al territorio, quelle capacità che rendono un territorio così ricco di opportunità anche economiche. Vi faccio un esempio banale. La cosa di Venezia, l'arsenale di Venezia, c'erano 1000 artigiani circa. Avete presente 1000 artigiani? Secondo voi è possibile che 1000 artigiani vadano d'accordo? No, sono 1000 teste pensanti. Ebbene, quando la Serenissima voleva le navi per andare a Lepanto, i 1000 artigiani tutti insieme sono diventati una multinazionale che produceva una galera ogni 15 giorni, completa di tutto. Allora, le nostre piccole aziende sono state dipinte dalla stampa come piccolo e bello, siamo simpatici, tanti piccolini, bravini, tutti attivi, eccetera, eccetera. Guardate che è una balla solenne. Noi abbiamo delle multinazionali, pensate ai distretti produttivi. Non esiste il piccolo che non si modernizza quando uno degli altri compra una macchina più moderna. Questa capacità di essere unitari nelle decisioni deriva da una capacità di guardarsi intorno e di essere comunità e non solo singoli. Però per essere comunità bisogna sapere avere rispetto per i singoli e capire che è il singolo che contribuisce all'essere unitario. E le nostre multinazionali non vedono l'ora di portarsene via, proprio perché consistono in una capacità di essere grandi con tanti piccoli, cosa che gli altri non riescono a fare. Comprano magari le aziende, ma dopo portano via i loro dirigenti e rimettono i nostri. Non so se è chiaro anche nell'esempio quotidiano cosa vuol dire questo. Allora, questa capacità è nostro dovere di esprimerla anche al resto del Paese e all'Europa. Noi dobbiamo insegnare ai Paesi e all'Europa come si può fare una società ricca di stimoli, ricca di differenze, ma anche ricca di ospitalità per le differenze. Perché quando ci sono le differenze, guardate che il Veneto è fatto di 500.000 di stranieri integrati perfettamente, che lavorano, che producono, che ci pagano la pensione, per fortuna, finché ce la fanno, eccetera. Quindi questo tipo di impostazione che va contro tutti gli stereotipi dei giornali, che va contro tutti gli stereotipi di chi dice evviva
questo e dico quello, senza dare nessun contenuto umano e personale e di comunità a quello che propone. Questa è la nostra ricchezza, ma è anche il nostro dovere di esprimere qualcosa che sia utile non solo a noi, ma a tutti gli altri. Grazie.